Presidente, quarta charter del Lions Club Agrigento Valle dei Templi dedicata alla pace. Sì, abbiamo voluto dare un significato particolare a questo momento che per noi è un momento, una ricorrenza, è la quarta volta che il nostro club festeggia appunto la sua fondazione. Abbiamo voluto dedicarlo alla pace, lo abbiamo fatto aprendo con un video molto toccante e poi con un mio intervento in cui abbiamo ribadito che i valori Lions sono i valori della solidarietà e che abbiamo bisogno tutti i giorni di disseminare qualcosa per lottare per una pace che è giusta e contro una guerra che è molto ingiusta. E in questo momento stiamo soffrendo tutti senza renderci conto che al di là dei morti che ci sono in tante parti del mondo e soprattutto in Ucraina, ci sono anche situazioni che si stanno creando a livello economico, a livello sociale, che ci spingono sempre più verso la solitudine, verso l'isolamento, e questo credo che debba essere in qualche modo attenzione anche di associazioni come la nostra che tutti i giorni si muovono per la solidarietà. Un club che cresce con l'adesione di nuovi soci. Sì, 3 nuovi soci che sono soci molto importanti per noi perché ogni socio è linfa. Una nuova socia che si occupa di bambini, si occupa di persone disabili, un nuovo socio che è un filosofo, un professore delle superiori, ma soprattutto un uomo di cultura, uno scrittore, una donna che è stata impegnata per tanti anni in polizia e che adesso ha messo al servizio del nostro club la sua esperienza. Stiamo parlando di Luciano Carruba, Maria Volpe, Stefania Parisi, 3 persone che in qualche modo rappresentano anche questa continuità nell'acquisire soci che possono mettere a disposizione quello che sanno fare e quello che possono dare in termini di solidarietà. Si pensa anche al futuro con tantissime iniziative, nel mese di novembre in particolare. Sì, nel mese di novembre noi saremo al liceo Empedocle di Agrigento e parleremo di violenza contro le donne, saremo al liceo Leonardo di Agrigento e parleremo di lavoro e soprattutto faremo, come tanti altri club Lions in Italia, la raccolta del banco alimentare. Quindi per noi sarà un novembre particolarmente impegnativo che parte dal 5 al 6 di novembre a cui saranno dedicati 2 giorni per il benessere con una piccola struttura che creeremo all'interno del centro commerciale Valle dei Templi per poter rispondere alle esigenze che noi registriamo per vivere una vita dove il benessere deve essere al centro delle nostre attenzioni.